La quarta tappa di Percorsi di legalità è andata in scena nella capitale. Nel Teatro Brancaccio di Roma si sono affrontate le tematiche sociali più avvertite dai giovani. Tramite giochi, cortometraggi educativi, dibattiti e testimonianze di personaggi del mondo dello sport e della cultura, sono stati trattati gli argomenti più attuali come il contrasto alla violenza di genere, la sicurezza stradale, ferroviaria o informatica, il bullismo e l'importanza dello sport con il rispetto delle diversità. Accolti dal questore di Roma e dalle sue parole "chi non ascolta non può capire e chi non capisce non può aiutare", i ragazzi hanno avuto l'opportunità di assistere ad una vera e propria rappresentazione teatrale ispirata ai temi di attualità. Con un approccio dinamico ed interattivo, gli specialisti della Polizia di Stato hanno dato l'opportunità ai ragazzi di partecipare a quiz tematici, visionare cortometraggi e spot educativi, assistere a dibattiti ed ascoltare testimonianze di personaggi del mondo della cultura, dello sport e del web, come quella del noto youtuber Ciccio Gamer 89, offrendo loro un'esperienza educativa e coinvolgente. Un progetto fortemente voluto dal capo della Polizia, il direttore generale della Pubblica Sicurezza, per dire con forza che la legalità non si impone, si ascolta, si condivide, si costruisce insieme. Un viaggio scandito da diverse tappe ed ispirato ad un unico obiettivo: la legalità come scelta di vita, raccontata attraverso la musica ed il teatro, intramontabili mezzi di comunicazione che dall'antichità ad oggi hanno in parte trasformato, ma mai perso, le loro funzioni, le loro peculiarità e la forte impronta antropologica in grado di stimolare la sensibilità e la riflessione senza filtri e con un messaggio universale che attraversa il cuore di tutti noi.